un copio io, una fenna che avevo pas qu'une femme. E rupa, avevo una femme e 2 figliunos. E allora, i dia na telefone era un po' forda e che era pas bien intelligente. C'est pas votre mari? Si, si. Il va être... on va peut-être tourner. Il faut s'y connaître, Je dirais pas la même chose, sûrement. Enfin, tant pis. Alors, il faut que je le dise en patois. Cette fois-ci. E ben copio io una fenna che io su 13 fons. Una fonna e 2 figlios. E aquelle fonna era pas bien intelligentas. Mais enfin, il savait comprendre quand même. E un jour, aquella fenna di non aveva un po' di gros, un po' di biondo, des truffes e tutto ça, non c'è un pan porc. Allora l'emboi alla fiera, che era fiera al paese, a Sontrusise, e che il Cesaro a Bugio, a che lavorio, e i dia che vas anar a Sontrusise, lui è fiera, e comparage un porc. Allora, ho cosa intenduto, vai là d'argine, e poi se'n va alla fiera, crompa lo porc. Crompa lo porc. E a che le fon l'appellavo Jean. E lo se fon per chi del paese l'appellavo Jean lo fort, perché era più forte che elses. E dunque, va alla fiera, crompa lo porc, e gli dico, ma aspariem per lo menà, me lo vuoi portare? E lo charge sul collo, e pendente lo cianino, il porco, gli tucciava le orecchie, e tutto l'incollo di morset, e il gridava per più, e in cridendo il porco si arrestava ben palme, o che fosse pares, tu coclau, gli morsava le orecchie. Arriva lo sta e in sonc, sa mai di me, de che t'ha preso? E me tu hai portato il porco, l'hai messo lo sotto, ma... con il che mi ha mangiato le orecchie, de che t'ha mangiato le orecchie, e ti porto il porco, poi spacco un paio di cordetta di 3 o 4 sous, e l'orecchia si sta per una patta, l'orecchia me la come Bugr di non sé. Oh, ma mai devo inquieta si spara, in un copo farei. Boh. Allora non ne mai dico, ma cosa, scusa, i parenti per iduna, mi c'è donato in più una trassa di casserola, te va a scrompare una peirogo. E vedi, va buona. Torna a Sontrusise, vai a crompare una peirogo. Allora, bon, te va a crompare la peirogo con del cancalier, e te prende la peirogo. Come sa mai io vi di stacciare un porco? A me una fisella, del crompo una fisella, e la peirogo, le stacce, e tu l'ulon del cianì, face tintana nella peirogo, la peirogo si tronchetta, la speira e lo tronchero, non compreni? Allora, quando è arrivato lo sta, la peirogo era tutto troncato, la mai dico, ma quand même, je favor, tout à fait favor, vous inquiétez si pas mai un altro corpo, la podies pas portare la sciarpa al plete del braç, e vini, non si inquieta si pas mai un altro corpo farei. E di te, has stripato le braccia, le stolsore da mantà, e lo ciapeta sa, e i paccati Giulio, Giulio Snanacherri, a Sontrusise. E di l'utens, per dir, hi havia de xions en a Sontrusise, surtot aquí, lo xion del cementeri, al rat del cementeri, aquí lo xion de Giegues, que jo ara, en aquest moment. E hi havia de plinjos aquí, hi havia de rat, e hi havia pa Montfernier estava pa, o que fos que hi havia pa catostar parient, e ell te ve de damunt, e havia una besun d'anar a posar les brages, el don que se dit, mi c'ero a restare qui. Ma che avevo crompato le guglie a Sontrusise. Così fa, ma... mais... Oui, j'ai oublié quelque chose, le plus fort. No, sa mai di, ti c'è una crompa in origlia, mi sono trompato, o torno a cominciare. Ti c'è una crompa in origlia, che non sto a lavorare, e vai a crompare, la va a crompare. E porta l'origlia sul collo. Allora, s'era vincit.
Cosa ne fai? Sa madre le voy a cercar de Julius, perché ci vio esta sala de rayos de lui davantar de 6 horas. Allora, del bot con un po' di Julius, e io viene plingiosa là per il cion dei Gieris, al rado del nostro cimitero, che io sono trusise. E Gil aveva bisogno di tombare le braccia per dire. S'arresto e pronto le Julius per le spalle. Ah, per esempio, quando avevo finito, trovava più le Julius e le spalle. Comprendes che io viene che passavo e se souviene più delle Julius che sembrano un po' quando con lui non può pas trovare. Soprattutto quando io non so come ne facevo quel giorno. Anzi, troppa le Julius. Arrivo allo Stato, tutto, te faccio la commissione, che mi vengo la bisogna di cagare. E poi mi sono arrestato al Plingiù e plantato le Julius per Plingiù e quando le sei venuto a stornare, le sei pas trovate. Boverri, non sei. Pugli a spalle plantate per la vesta? Voi inquieta se spama mai un altro corpo farei. Allora gli direi, torna a tenere e poi portala in origlia per annalurare, lei sai che quelli che usuras? O lui mamma conosce le riglios, ne compare uno. E le vai la che? Torna a partire su un trusismo che era in origlio, che del Fabri. Ah, guarda che arrivo qui, tornando l'uscì, e tornerei a avere la bisogna da nasca all'inizio. Ah, cambiamo da quelli qui. Enfin, nel momento che si va a dire plantare le Julius per la vesta, gli pronto l'origlio. Ah, gli fottete un travo, come dice lei. Oh, da quel maleroso. Enfin, quando arrivo allo Stato, la madre vede tutto che la veste tutto stripato, era chi che teneva la riglia per la pure portare, vuole le piatte. Chi fosse mai, cos'era. T'avere imbuiato per compare un porto e fa mangiare le origlie. T'avere imbuiato per un pampero, lo mena per la fisella, lo fa trucca. T'avere imbuiato che era di Giulia, la splanta per se che aveva bisogno di cagare. Ah, la splanta per pingiù. Così imbuiato, che tu resti trova. Pas possibile. Io avevo l'umore di dire, perché la splantava per la veste. Però cosa si comprende subito. Io, che era la riglia, lo abbiamo messo la capo e te ne pronta la riglia della veste, tutta la veste stripata del cavaliere. Non io da quel favore. Enfin, te, va guardato i sorrisi qui e va fare fiori, lo fa la scuola che si gioca. Lo metto giù sulla tavola e gli dico che lo fa la scuola per mangiare e andare a stirare via. Lo devo lanciare un po' di via, un po' di zucchero, che quello farò di me. E io voglio una terza che c'è. Grrrr, favore. Sembra. Ah, dunque, le fonde morette me le usai, a me 6 ore. Beh, che 6 ore si grattavano. Venivo dalla classe e si grattavano. Avere pesuri. E ne uno che dice, io ne ho con perché ti sono di uno che mi gratta, e voi va a pincinare. Allora, pincina 6 ore. E in effetti, abbiamo trappato i pesuri. O che fa che tappo il martello, e a quel martello chiudo le figlie. Per chiudere lo pesuri e tappo il martello. Allora, chiudo le figlie sono morte. Lei meno loro le inclusa, come anche la madre arriva. Allora tirare via, ovviamente l'uso si diceva sul fiocco, che ne pincinava 6 ore. E l'uso, se tu vero, pensate cos'era, raminato. Appresso, te lo tirato via, te intendi la padella che ferdinavo, te l'hai solo rovine di verde. Tu lo vi se non è per la cavo, con la madre arriva. Lo vi, lo gio, le figlie morte, tutto, e andaste a stare sua, ve le sei tuate a cote martesa, e tu lo spesuls, e le sei mettute sull'orto. Sua là le sei incrusate, se che fa, insomma. Oh, il contrasto di mugre che hai paio. E le puoi imbarare la porta, futuro lo buon col porco. Sono la vita come puro. E tu guarda la porta che non buone non ha.
da mandare un po', era ben pas plus. Allora, bon, porte la porta, barro lo porto. Ah, porte la porta. Ti dice di barrare lo porto. Porte la porta. E poi portalo. Ah, se fuori un solo della porta. E lo marciava lo primiero, e se non muno al boss. Allora un boss non muno, l'artigo se padendun. Bien lui per pa che di un vigio. Non un problema da che io vi davo le belle, se chi, e tutto qua, ma che non è sassaramo. E tu un giorno di bruci da conto, un giorno del mondo che parlavo. Ah, me la mai che lo sabia che io de vergan, se diet, o coi de mulurs, mi stiorò, mi stia montato già che lavoro. Che di chi viene figliato, è branciut, e va a montare. Che lo monto lo primiero, e già lo fuori monte la porta, l'hai la porta, monte la porta, beh, monto la porta su Laura, era forte, la pelavo già forte, era forte. E al dunque, boh, sembra, metto un, e tutto in coppa, giusto che il semulur arriva, a me di gente sase, scuglio de sol. E poi allora cergiati, a me de biasos, tutto spleni d'oro, d'argino, erano appannati in caire dell'altri, non avevo trovato, migliaia di pesos. E che facevo? Un è stato los egos, di un caire dell'altri, a tutti le daures. E avevo panato da ligotto di tumo di un montonio e avevo portato le truffe e volevo fare una ligotto. Era una banda, avevo una quarantina da quel semolio e tutte scarante avevo un ego, un ciavallo, devono in montura, scusa. Penserei. E la si c'erano gli altri cadaveri e voilà. E si mettevano qui a parlicare, tutto in coppa. Mi ho integrato qui per terra, levo in un muto e io ero in un porto. Se trovate una porta, cos'era in un cavo? Io vi ho in un cavo qui. E cos'era un reper di mettere tutto che panavo e chi di ring. E io penso, io vi ho di tutto. Allora quando ero, dischargiaro los ases, tu same, su di los dischargiarebbe, ci avrebbe dovuto dischargiare presso. Quando avremmo mangiato si mettevano a fare la bomba, ne ero che di vidinga che la cavo, a fin di tutto, si mettevano a fare la bomba, tanto puero. E la cavo di muretto verto, pensavi che avevo pas l'idea della barra, ni mai di dischargiare la segos, che avevo lei sa da dischargiare. E si mettevano qui a fare la ligotta, un po' parlavo e vivivo, e tutto in coppia che di giallo fuori da bordo. O non si mette a dire a sua madre, Dio, io ho bisogno di pisare. Oh, non ne fa, Dio, pisce spacca, ne furiosa tatà. Dice, ma madre, io ho bisogno di pisare. Oh, Dio, spares, perché, velas. Allora si mette a pisare, e pisa. No, vuoi pisare, pisa. Si mette a pisare, allora... Voilà che si mette a dire l'uomo che bulegava la ligotta val di lugo, si mette a dire remeno che la graisa da valla de bossè, remeno che la graisa da valla de bossè. Boh, tutto l'incoglio il di, dice mamma Irene, hai bisogno di cagà. Oh, non fa faccio spaso qua. Oh, retete mundi, faccio spaso che la che ste coppe, mundi. E rotta che mi non lo so, pata che mi lei braccia, ero tu fido. Allora, oh, non ne fa, tu faccio spaso. Mamma io hai bisogno di cagà. E caga. Si mette a cagare. Remeno che fece l'altro, che lo graisa. Cosa si speso? Remeno, che cosa hai speso? Ah, ecco ne vedi.
tutto l'incontro. Bignò, allora, bignò intelligente. A cominciavo di donare un po' di idee, perché sono stors di pisare e di cagare, o riuscissi perché con mai inghiaccia la porta e che se gli ho debarassato. Io gli ho donato un po' di intelligenza. Boh, tutto l'incontro di mai Roma, mai. La porta mi pesa. Oh, la porta mi pesa. Te lo mi fantevamo giudà, te lo la laccia spate, no. Lasciala là, lasciala alla porta, che la porta, dica che le braccia, tutte le braccia da là, lo spalo, lui bergandi che con lui di apri, scende da me, scende pulire, se avem tu panato, avem tu fatto, sono venuti, le sono tutti qui. E se salvo, talmente non avevo più presa di lui poi di Sant'Ursisi, tutto cosa che è finito, di lui poi da Urac, e tutto ça. Il n'y avait pas plus de boulus. E che prenderu los eros, l'argina, fageru come vegheru, che avevo scattato le muto, e che avevo trovato la porta, torneru a mettere le muto, e vignevo cada giorno, che era ciò che c'avevo, e lo portavo allo sta, e andavo a vendere le eros alla Santiago da Ubrac, e tu se liquidato, io ero ricci appresso, plena regina. Scrumpero di macchia, scrumpero di roia, scrumpero di tutto. Era venuto intelligente, pensavi? Scrumpero, adottero di fondo dell'assistenza pubblica per avere dei soldi e il conte sposato per impremugliato e si è snigiato. E voilà. Oh, vous savez, vous pouvez le dire en patois. Il y avait un vieux Richard Vous voulez le dire en français?